Mister Tomasello del Bagheria ai nostri microfoni con i nerazzurri che sbancano il Vito Di Marco di Cammarata. Mister, un 3-0 pesantissimo. Sì, abbiamo fatto una partita veramente gagliarda, sono particolarmente contento perché come dici tu venire qua e fare questo tipo di prestazione non era facile. Avevo chiesto ai ragazzi una risposta dopo le tante chiacchiere che avevo sentito in settimana perché questa squadra secondo me sta facendo un percorso veramente importante. Il fatto che settimana scorsa nel secondo tempo la squadra avesse preso 4 gol dallo Sciacca aveva fatto storcere un po' il naso a tutti gli esperti della categoria, no? Il fatto della gioventù, il fatto che difficilmente si può affrontare un campionato d'eccellenza con ragazzi così giovani, però ti devo dire che oggi i ragazzi hanno dato la risposta che volevo, sono venuti qua a Cammarata, hanno portato grande rispetto agli avversari perché avevamo di fronte una squadra veramente importante, hanno fatto benissimo la fase di non possesso palle e poi siamo stati veramente bravi, lucidi nel fare gol, per cui non potevo chiedere di più ai ragazzi oggi. Le chiedo al netto della doppietta di Ordóñez e poi secondo me Giglio e Cannizzaro hanno fatto due prestazioni super. Secondo lei chi può essere il migliore in campo di questa partita? Se ce n'è solo uno, anche se so che lei dirà tutti hanno fatto una gran partita, però Non posso assolutamente citare qualcuno perché veramente i ragazzi sono stati encomiabili tutti. Cannizzaro sicuramente sì, vi ha tenuto in ci partita. sta di citarlo, ma non ha fatto parate eclatanti, però è stata una presenza importante perché chiaramente in questo campo la loro fisicità e avevamo bisogno del portiere che ci togliesse le castagne dal fuoco, come si suol dire, e quindi lui è stato bravo in diverse occasioni, soprattutto nelle palle alte.